San Leone, le precarietà lungo la spiaggetta del lungomare e un cedimento a Cannatello provocato dall'erosione. Sopralluogo del videogiornale con l'associazione Mare Amico, Irene Milisenda. Caldo alle porte, le temperature aumentano fuori anche dalla media a 2 mesi dall'estate. Tanta la gente che in questo fine settimana si è recata sul lungomare per la prima tintarella primaverile e con tanti coraggiosi che si sono tuffati a mare per una nuotata. Ma la zona balneare di San Leone, precisamente il lungomare di Lido Cannatello, deve fare i conti con l'erosione della costa ad opera delle correnti marine. Nonostante gli interventi tampone seguiti negli ultimi anni, il marciapiede attiguo alla strada rischia di crollare a causa dei marosi che si sviluppano in occasione di forti mareggiate e si infrangono a ridosso. In generale, quando si parla di erosione costiera, va sottolineato che quello che si vede lungo la spiaggia emersa rappresenta solo una piccola parte del fenomeno erosivo e che coinvolge tutta la spiaggia sommersa. In merito, l'associazione Mare Amico di Claudio Lombardo ha lanciato la richiesta di un intervento a più livelli. Qui il mare è entrato, il mare sta danneggiando la strada e ancora si può risolvere con qualche migliaio di euro e proprio per questo motivo questa mattina abbiamo mandato una segnalazione al sindaco di Agrigento per intervenire urgentemente prima che crolli questa strada, perché se collassa tutto il danno sarà di decine e decine di migliaia di euro. Basta intervenire oggi, è chiaro che sta crollando, il mare è entrato e ha scavigliato tutta la zona e ha spostato la sabbia. E qui si era intervenuti nel 2013, il sindaco Zambuto era intervenuto a monte e ha salvato quella strada, ma qui bisogna intervenire prima dell'inizio dell'estate. E in riferimento ad un'altra questione legata al mare agrigentino, ancora l'associazione ambientalista Mare Amico propone all'amministrazione comunale il recupero e il rilancio della spiaggia attigua al marciapiede del lungomare di San Leone. Qui potrebbe nascere una nuova spiaggia, qui il mare è balneabile, non vi è nessun divieto di balneazione, basterebbe qui tagliare questa erba, rizzollare questa spiaggia e creare un bel solarium libero o magari darlo in gestione, qualcuno potrebbe chiedere una gestione, creare un chiosco, comunque mettere a disposizione dei bagnanti questa nuova spiaggia con delle passerelle, quindi fare del bagno. Delle situazioni simili le abbiamo già viste a Siracusa, a Catania, a Palermo. Bisogna inventarsi dei nuovi luoghi e questo è un luogo idoneo.